In una Bologna, lo vedete alle mie spalle, presidiata dalle forze dell'ordine in vista del G7 per l'ambiente, arriva la notizia che uno dei 3 terroristi di Londra era passato proprio da qui. La madre infatti vive a Bologna e lui circa un anno fa era stato fermato all'aeroporto Marconi mentre cercava di partire per la Turchia con un biglietto aereo di sola andata. Siamo andati a sentire i bolognesi che cosa ne pensano di questa notizia e se sono preoccupati. Oggi La notizia di oggi, andiamo bene, meno male che non è passato sotto le mie mani, se no lo radevo al suolo. Ormai non si sta più tranquilli da nessuna parte, speriamo che non succeda, è un pensiero comunque sempre per le vittime che continuamente ci sono. Era stato anche segnalato se non ho letto male, cioè, quindi lo so, devo ammettere che sono molto preoccupato anch'io. Non dovremmo farci affliggere o abbattere da questo per continuare la nostra vita quotidiana. Non venga dato un foglio via con scritto per piacere allontanati e farlo per noi. Ci vorrebbe una sanzione che sia vera, ma questo vale per tutti i reati nel nostro paese. La preoccupazione non è per quelli che passano solo dall'Italia, ma per il fatto che arrivino comunque e consentano di arrivare comunque in Europa. È chiaro che come italiana sono più preoccupata se arrivano qui da noi. Io ho un bambino piccolo, anche lui ne parla e purtroppo la situazione è questa. Conto nella polizia, nei carabinieri che facciano il loro lavoro.